Domani mattina noi andremo alle 8 a Marghera, presso la sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, in via De Marchi 16. Andremo con una delegazione per ogni provincia, di quelle dove noi siamo presenti, però ovviamente l'invito è aperto anche a tutti gli altri imprenditori, da quelli del mondo delle palestre a quelli appunto della ristorazione, del commercio, degli eventi. Innanzitutto andremo in un certo senso anche a bloccare gli uffici, ovvero il governo non ci permette di lavorare, noi non permetteremo di lavorare ai loro dipendenti. Pacifici ma estremamente determinati. Si presenteranno così gli esercenti al presidio, una manifestazione già annunciata da giorni, ma che con il rinvio della zona gialla a lunedì ha visto certo aumentare il livello di rabbia. Un danno notevole, spiega Penzo Aiello, per chi riteneva di poter partire come già in passato dalla domenica, derrate da buttare e prenotazioni sfumate. Il vaso traboccante, d'altra parte, è colmo da tempo. Saranno presenti decine di imprenditori che si sono visti costretti ad esempio a vendere abitazioni, auto o proprietà private per poter far fronte a una pandemia in cui il governo si è sempre dimostrato distante e non avesse potuto aiutare veramente l'impresa italiana. Un presidio dell'Agenzia delle Entrate per mettere nero su bianco 3 richieste cruciali per la sopravvivenza dell'attività. L'anno bianco per il 2021, una rottamazione per le cartelle esattoriali vecchie e poi soprattutto la possibilità di applicare la cedolare secca per quei proprietari dei locali che ci garantiranno una riduzione dell'affitto. Nel frattempo, da domani bar e ristoranti possono ricominciare a respirare, seppur parzialmente, visto lo stop alle 18, ma gli esercenti già si aspettano di diventare da subito il capo espiatorio in caso di un aumento dei contagi, anche se, spiegano, i dati raccontano altro. Stiamo continuando ormai da un paio di mesi a dimostrare che comunque i locali, quando sono rimasti chiusi, non hanno fatto sì che i contagi scendessero, anzi i contagi sono quadruplicati dal 27 di ottobre, dal 26 di ottobre, quando i locali alla sera sono chiusi, i contagi sono quadruplicati, i ricoveri sono quadruplicati. Quindi probabilmente è molto più pericoloso la cena in famiglia a casa dove non c'è nessuno che può sorvegliare. Di conseguenza probabilmente useranno di nuovo i locali come capro espiatorio, però siamo pronti a difenderci in maniera forte da queste accuse che sicuramente non ci toccano.